No, mi sa che mi ha dato una fregata. No, io ho detto che mi desse una musichetta per questa trasmissione dedicata ai Boci e mi dà sto local qui, ma boh, e mi dice che non costa niente, che lo vende ai cinesi e savoletta, e chi ne frega tutti, non abbiamo esperienza come televisione. Comunque vabbè, che dire, anche perché siamo costretti a fare sta roba qua, perché non so se la conosceva, Paola Maccotti, quella che scrive per l'Adige della Valdeder, la continua a rompere, fa una trasmissione per i putelotti, sarà una trasmissione per i putelotti, questa trasmissione per i putelotti, ma aveva tanta voglia. Allora, eh, Bocci metteva in testa tanta roba che prima o poi dove passare da Vignole, perché è piena di robe da vedere, cioè parchi giochi, alberghi, non so più grandi, le montagnotte dove viviamo noi da Bocci, si non stare attenti ai paroni, si riesce da rubare ai mori, a Portosaiano, belle grosse, cioè lei è veramente una bella repubblica, proprio fatta per i boci, per i cani, per gli uomini, per le donne, per tutti, men per quei qui del formaggio, quelli che in testa, insomma, lei è a misura di uomo, insomma, ecco, vabbè. Ora, intanto vi spiego quello che lei è Vignole. Vignole, la veniva a essere chi? Chi? Eh, per essere sicuri che lei Vignole, praticamente doveva fare questo, andare su verso Pietramurada. Quando vede il cartello, 46esimo parallelo che è su scritto, intanto state attenti perché proprio è una specie di draft, non so se da tirare via, bisogna andare sotto perché lì passa il 46esimo parallelo, se ti vai dritto ti fai anche male. Difatti tutti quelli di Pietamurara, de Sarche, de Dro, anche quelli della Moleta, se guardi chi sulla la testa gli ha un segnettino che non è in fizze, non è proprio perché. Vabbè, allora, velocissima storia dei Vignole. Vignole, insomma, quando si ritira al lac, che una volta ti dirà tu jazz, si ritira al lac, la lascia veramente qui che adesso si chiama Arco, Riva, Torbole, Calimoma, Cesine, e la lasciai lì ancora nella paceca, no? Noi invece erano più alti e quindi si cominciò subito a venire fuori l'erba, gli olivi, una baradà, anche gli olivi desemiliani. E, e dopo cominciava a venire sui romani, a farsi i misteri, a fare le strae, immaginare. Voleva fare già allora il collegamento con Roveredo, invece si fermai lì a metà della Mazza, venendo su dall'Ufancia, mi si è abbandonato perché è troppo roccia, così. Allora, dopo i romani, perché bisogna ancora, vengono i Longobardi, che dopo ne a Milano, i Franchi, che sono gli apparenti anche del Fabrizio, che fa il presidente dei giornalisti, i Franchi, che vengono, so, da Torino, le bande lì, vabbè. E dopo pian pianino, insomma, cominciava a venire un po' tutti, i veneziani, chi è che viene ancora, insomma, arriviamo ai tedeschi che dopo la paravia, che insomma, qualcosa di bello feva, no? Faccio il casino, faccio la paravia, non so. Che Gadin una volta a Garibaldi, quando era arrivava a Bezzecca, lì proprio vicino alla casa della Maccotti, gli fermate lì, e sti sta benocchio, invece no, lui, sì, la obbedì quella volta lì, ma dopo viene il suo stesso, va bene. E cosa è successo? È successo che a un certo punto si trova i conti di Arco e i conti di Seiano, che era chi nella Sacra, sulla nostra Repubblica, e si cominciava a sbigotare e si è entrato in una fracca,
tant'è vero che per esempio che il passo del Mangen che era sui Argeni, il libro dell'Iguadamina, sempre che leggo, era sto passo del Mangen che era sopra gli Argeni con le macchine che poteva le pre per battere e Castel di Seiano, no? Credo che adesso Ardi e dopo anche a Coso, il Carbolini era tutta un'età perché gli serviva a fare queste macchine. Vabbè, e siamo andati e veniva fuori il pra dei brutti occhi, perché tutti i morti erano lì, li voleva fare con brutti occhi, no? Che vada bene, cioè ormai col paese. E dopo gli chiamava brutta agosto, perché adesso è successo in agosto questa storia. Boh, e andiamo avanti. A un certo punto, comunque, insomma, oltre Sacca, il gas bel comune, sta tutti bene, qui d'Arco, al di là del Sacca, fa i suoi misteri, qui di Riva e qui di Torbole insieme, fa i suoi misteri, dopo la caloria vegana, e dalla mattina alla sera vai su un col carrettino, così mi raccontava il segno Iopichi del Lignone, che è storico, sta anche sindaco, e vi su questo carrettino e comincia a buttare via le carte del comune di Oltresacca, che dopo le anche perse, metà, zona Sacca, metà le fite, e basta. E dalla mattina alla sera, come dicevo, è nato questo comune di Arco che ne tira dentro anche a noi. Ecco, la storia non è che la finischi, perché noi volessimo adesso tornare in Rio, ciappare le nostre terre e fare un po' come quel bravo Hartley, no? Quei cavedoni lunghi lì in Scozia, cioè, anche a noi ricciapparne i nostri misteri. Non ho le parole giuste per spiegare, anche perché so che tanto non l'ascolti questa storia, né a giocare alla PlayStation, ma mi pare di aver un po' fa capire, insomma, che siamo un po' cazzai, ecco, siamo un po' cazzai. E prima o poi insomma, le robe che vi resta a voi, cioè, cosa che mi frega lì da chi a qualche anno sta anche vedendo in pensione, dopo fumando, non è che ti dura tanto, sposo dura un po' di più, ma è per voi che fai queste robe qui. Quindi, insomma, anche a voi, in avanti, nel bosco, magari non so, parlando in giro con i boccetti, a me sono di Vignole, perché in una portavia qui, insomma, se si fa capire, se si fa la storia, insomma, non è mica sempre risultata la vita. Alla prossima.